l'appuntamento con l'assemblea dei soci di Latebusca, che è un'occasione soprattutto per poter parlare anche dei dazi imposti dagli Stati Uniti, l'impatto possono avere su un mercato importante come quello lattiero-caseario, veneto in particolare, ma non solo, l'ottica è un po' ampia e in questo momento appunto in cui si stanno votando il rinnovo del Consiglio, l'attenzione anche per vedere di capire come sia la risposta dei mercati. Intanto un momento storico, un momento paragonabile a quello di 25 anni fa, quando con la svalutazione della lira le quotazioni andarono a 20 lire al chilo, parlo di grana padano, ma vale anche per il parmigiano. Quindi un momento che le future generazioni diranno io c'ero, quindi un momento veramente catartico, dove ci sono congiunture straordinarie, particolari, quindi prezzi alle stelle, che non abbiamo ancora trasferito al consumo e quindi che stiamo assorbendo nella filiera. È un momento storico perché sta capitando un evento che ormai è sulla bocca di tutti, che è una decisione che gli Stati Uniti hanno preso di iniziare una guerra commerciale. Il fatto che sia globale questa guerra è un pro o un contro? Assolutamente un contro, cioè le guerre fanno male comunque, se poi sono globali fanno ancora più male. Non è la prima tempesta questa che viene, diciamo, sul mondo lattiero-caseario. Quanto diversa è dalle altre? Guardi, non glielo so dire, tempeste ne sono venute parecchie negli anni. E questa è una buona tempesta, però ricordiamoci che anche la siccità quando arriva non è a favore nostro. Ci sono le malattie degli animali ogni tanto, c'è il prezzo che scende anche senza i vincoli di Trump, quindi possiamo dire che abbiamo fatto il callo o siamo abituati. Ovviamente per sopravvivere ci voleva un anno come questo. Qualità dunque più forte di ogni tempesta che puntualmente si presenta sotto forme diverse di anno in anno. Ma credo che il Veneto in questo abbia sempre fatto una parte importante, se pensiamo che, come ripeto da sempre, quasi tutto il nostro latte viene trasformato in formaggi di pregio, è perché il Veneto ha fatto la scelta della qualità. Il fatto che siamo la regione che ha maggior numero di DOP in uno stato che ha il maggior numero di DOP al mondo dà l'idea che il Veneto ha sempre voluto differenziare le produzioni da quelle che sono le commodity che producono gli altri stati o addirittura regioni limitrofe come la Lombardia. La questione dazi invece cosa comporta? Ma la questione dei dazi io credo che sia troppo presto per dare dei giudizi. Avete sentito anche stamattina che il presidente di Gran Terre auspica una mediazione più che una contrapposizione. Io credo che a influenzare sarà anche, oltre ovviamente all'entità dei dazi che ci saranno, ci sarà l'andamento dell'euro sul dollaro.